Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. La DAD a scuola fa nuovamente discutere, stavolta perché per i ragazzi positivi al Covid che vogliono seguire lezioni a distanza serve un certificato medico da inviare all'istituto, un passaggio burocratico che i presidi reputano complichi ulteriormente la vita a tutti. Ho letto naturalmente anche la presa di posizione delle associazioni dei medici, che naturalmente condividiamo, perché i presidi sono stati i primi a rilevare l'incongruità di questo articolo del nuovo decreto legge che introduce, diciamo così, la presentazione di questo certificato, cosa che prima non era prevista quando insomma la didattica digitale integrata è stata erogata a tutti gli studenti che erano positivi e quindi a casa con il Covid, semplicemente sulla base di una richiesta della famiglia che, formulando appunto alla scuola oltre la comunicazione della positività del figlio, contestualmente anche la richiesta della DAD, come dire, certificava che il figlio era in grado di seguire l'insegnamento a distanza. Quindi abbiamo anche noi visto questo articolo come una inutile difficoltà che rende davvero complicata la gestione dei casi. Palloncini bianchi e rossi per l'ultimo saluto a Manuel Cari e Chiara Materassi, la coppia di 29 e 24 anni che ha perso la vita il 28 marzo nel tragico incidente avvenuto a Vivaro. Questa mattina a Roveredo in Piano sono state celebrate le esequie. Le salme sono state accolte dal rombo di numerose auto sportive parcheggiate sul sagrato della chiesa e dalla canzone "Sta passando novembre" di Eros Ramazzotti. Le bare bianche sono entrate una dopo l'altra in chiesa, presenti i 5 bambini della giovane coppia ai quali è stato detto che papà e mamma sono volati in cielo e per questo era necessario festeggiare. Ascoltiamo il legale della famiglia, l'avvocato Maurizio Mazzarella. Questo è un segnale sia per i magistrati che per gli assistenti sociali e per la comunità tutta che la famiglia Cari non ha bisogno di nessuno per seguire i 5 figli che dalla nascita sono già stati seguiti dai nonni giorno dopo giorno. I figli devono restare con i nonni che li hanno allevati da quando erano piccoli. Ecco, al momento i bambini comunque sono con i nonni. Con i nonni, ringrazio tutte le cittadine vicine, Roveredo, San Quirino, i sindaci che si sono messi a disposizione, lo faccio a nome della famiglia, perché mi hanno detto che c'è stata una partecipazione incredibile e un'emozione incredibile per quello che è successo. Spero che i magistrati seguano la stessa via dei sindaci e degli assistenti sociali, che ringrazio anche loro a nome della famiglia, perché sono presenti e vicini a quello che è successo. È stato sottoscritto questa mattina a Pordenone un protocollo tra prefettura, associazioni di categoria e sindacati del Friuli Occidentale per inserire i profughi ucraini, soprattutto donne, nel tessuto produttivo locale. A illustrare il protocollo è il prefetto Domenico Lione. Noi daremo i numeri quantitativi, perché ovviamente dobbiamo anche rispettare normative di privacy, numeri quantitativi relativi alla presenza nei vari comuni del territorio, alle associazioni di categoria. Le associazioni di categoria tramite le loro imprese associate faranno un censimento di quelle che sono le loro esigenze. Sappiamo che parecchi hanno espresso il desiderio di poter lavorare. Per cui quindi ci sarà appunto questo incontro fra domanda e offerta, saranno dei contratti a termine comunque che verranno anche prorogati eventualmente. Autotrasporto in difficoltà, costi in aumento, servono da subito misure straordinarie. Il grido d'allarme di Massimo Masotti, capogruppo del gruppo Trasporti Logistica di Confindustria Udine.
A rischio le imprese del trasporto del Friuli Venezia Giulia. Il caro gasolio sta mettendo letteralmente in ginocchio il comparto, che non è in grado di sostenere gli elevati costi di gestione determinati dagli incrementi delle spese per AD-Blu, pneumatici, gas, energia elettrica e carburante. Il capogruppo del gruppo Trasporti e Logistica di Confindustria di Udine, Massimo Masotti, lancia un grido d'allarme e chiede interventi urgenti, tanto più che la situazione è aggravata dalla crisi Russia-Ucraina. Pur accogliendo favorevolmente le ultime manovre poste in essere dal governo, Masotti evidenzia che a causa degli ultimi rincari la loro portata non basta garantire la salvaguardia delle imprese se non vengono immediatamente tradotte in misure compensative per le aziende. A incrementare le preoccupazioni è la difficoltà di approvvigionamento di gasolio extra rete sul mercato, da un lato riduzioni e in alcuni casi sospensioni delle forniture all'ingrosso, dall'altro un fenomeno anomalo nei prezzi per cui in alcuni momenti i prezzi dell'extra rete superano quelli della rete stradale. A Lignano Sabbiadoro sono iniziati questa mattina i lavori per il primo Tree Green Destination Forum, l'appuntamento dedicato al turismo green nelle destinazioni turistiche. Lignano Sabbiadoro è tra le città italiane del Tree Cities of the World. Il prestigioso riconoscimento è segnato per premiare l'impegno delle città nel curare le proprie foreste e il proprio verde urbano. Oggi a Terrazza Mare, forum dedicato al turismo green nelle destinazioni turistiche. Per Lignano Sabbiadoro è un onore immenso poter ricevere questo premio, perché simboleggia quello che è lo spirito di una località che vuole vivere per 365 giorni all'anno con una sensibilità ambientale e con dei principi cardine che portino ad una difesa e una tutela della vita del cittadino, ma anche del proprio turista alla nostra località, che è basata sull'accoglienza, sulle coccole, su un concetto di Care City che si integra a quello di Smart City. Il turismo green funziona davvero? Per quanto ci riguarda sì, utilizzare le proprie ferie per partecipare a delle formule di vacanza che non sono le tradizionali formule di vacanza che conosciamo, quindi magari anche essere coinvolti in attività di ricerca scientifica piuttosto che di supporto ad attività di tutela e conservazione della natura. Inaugurato oggi a Gemona il parco Trail Run, scopriamo di cosa si tratta. Parliamo di un parco a cielo aperto dove poter correre ma anche camminare, adatto a tutti i tipi di utenti, a tutti i tipi di appassionati, perché è perfetto sia per la didattica, quindi per le scuole, ma anche per coloro che vogliono partire alla scoperta del nostro territorio. Per questi 3 giorni in particolare ci occuperemo di ospitare l'evento all'interno della struttura a Gemona, della Casa dello Studente. Ci sarà un expo con le aziende del settore outdoor che porteranno i loro prodotti per farli testare direttamente sul campo agli appassionati, a chi verrà appunto a partecipare a visitare l'Expo. Ci saranno altre attività come yoga, convegni con la nazionale di trail running, convegni sulla nutrizione sportiva. Il tutto culminerà alla domenica con sia la gara trail running per agonistica che la gara per le famiglie. Una notizia di cronaca giunta poco fa in redazione. Una donna è morta questa mattina a Trieste precipitando dal 4º piano di un palazzo. È successo intorno alle 9 in via Sanzio nel quartiere di San Giovanni. Secondo le prime informazioni si tratta di una donna di 65 anni che abitava nello stabile al numero civico 13. Al momento dell'incidente indossava un paio di guanti di gomma del tipo utilizzato per lavori domestici. Questo fa pensare agli investigatori che possa aver perso l'equilibrio, forse pulendo i vetri, cadendo nel vuoto. Un ultimo solenne saluto alla loro vecchia e cara caserma prima che venga definitivamente demolita per far spazio a un nuovo bosco urbano di Udine Sud. È quanto chiedono militari in pensione, commilitoni che per anni o decenni hanno prestato servizio all'interno dell'ex Piave di Via Lumignacco. Questa mattina, questa è la speranza delle penne nere che con orgoglio hanno indossato la divisa nella caserma che nel 1942 per 100 giorni ospitò tra le sue camerate anche l'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con l'11° Reggimento Autieri. 2 consiglieri comunali, Giovanni Marsico di Prima Udine e Domenico Liano del Movimento 5 Stelle, raccogliendo le istanze dei militari in congedo, hanno presentato una mozione chiedendo oltre a una breve cerimonia anche il posizionamento di una targa e un cimelio all'interno del futuro polmone verde del capoluogo friulano. Una storia infinita, quella del cantiere dell'Auditorium di Tavagnacco, dove i lavori, cominciati 4 anni fa, stanno procedendo a rilento.
Abbiamo problemi con la parte esterna perché c'è un ritardo nell'arrivo dei materiali e ci sono i rincari che pesano fortemente su appalti già fatti, però insomma stiamo cercando una soluzione e certamente entro l'estate l'auditorium sarà chiuso, quindi lo vedrete assolutamente ricoperto, e in più vi dico che anche sistemeremo la scuola elementare sulla quale è previsto un intervento pesante di completamento della sicurezza sismica e anche di efficientamento energetico. Diciamo, il tema è che non abbiamo certezza sui materiali. Questo tipo di difficoltà ovviamente ce l'hanno in questo momento tutti gli enti pubblici, ma lo sperimentiamo anche a casa. Quando dobbiamo ristrutturare casa, però i materiali arrivano in ritardo, rincarano, non si sa se arrivano. Quindi queste sono difficoltà che le comunità, le autonomie locali condividono anche con tutte le famiglie. Venerdì 20 maggio all'interno del padiglione 6 della Fiera di Udine sarà il giorno del grande ritorno del Cecchedaccio, con il ritorno in pista di centinaia e centinaia di appassionati. Dopo 2 anni di stop, il sound degli anni 70, 80 e 90 tornerà ad emozionare gli amanti nostalgici del periodo d'oro delle sale da ballo. L'evento musicale organizzato da Renato e Carlo Pontoni nel 2023 festeggerà 30 anni di vita. L'Auditorium alla Fratta di San Daniele ha ospitato l'ultimo appuntamento di Leggermente. Un variegato archivio fotografico sia analogico che digitale su diversi aspetti del territorio regionale, montagna, pianura, mare e città, che hanno pure concorso alla realizzazione di diverse mostre sia in Friuli Venezia Giulia che fuori. È l'argomento che ha tenuto banco nella serata conclusiva di Leggermente, 18ª rassegna d'appuntamenti mensili con il libro che si tiene a San Daniele a cura dell'omonima associazione presieduta dal docente e critico teatrale Paolo Patui, con sostegno di Regione, Comune di San Daniele, Civica, Biblioteca Guarneriana e Fondazione Friuli. Ospite di turno all'Auditorium alla Fratta, sempre di San Daniele, Ulderica da Pozzo, fotografa professionista non solo del Friuli Venezia Giulia ma in tutta Italia, che vive e lavora fra Udine e Ravascletto, suo paese natale. Fra i numerosi spunti del dialogo con Paolo Patui è spiccato il come si realizza la lettura di una fotografia assieme alle storie di rara intensità che animano la nostra terra e che lei stessa ha raccolto, documentato ed amato nei diversi aspetti. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.